Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Mercoledì 8 marzo festeggia con noi la festa della donna con la peripiega. Dalle 17 piega capelli e aperitivo con musica e una piccola sorpresa per te. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 a Lanusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Buona serata ai nostri radioascoltatori per questa puntata di Nero su Bianco. Ci siamo trovati qui nel nostro studio per parlare di un argomento molto importante, sia in chiave di valorizzazione turistica ed economica del territorio, ma anche in chiave ambientale. Stiamo parlando della RES, la rete escursionistica della Sardegna. Abbiamo invitato qui alcuni ospiti, rappresentanti di istituzioni, operatori del settore e di enti. Loro sono i principali protagonisti di questo progetto. Iniziamo subito col dare il benvenuto al dottor Michele Puceddu, lui è il direttore del servizio territoriale di foresta di Lanusei. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Vitale Pili, che invece è il presidente del GAL, che è il sindaco di Elini. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti i telespettatori. Luca Perino, presidente della sezione Gematta del CAI Ogliastra. Buonasera. Buonasera a tutti. Annalisa Tosci, che è responsabile del progetto GAL Ogliastra Nord-Sud. Buonasera a tutti. Infine abbiamo Fulvia Adamo, che è una guida ambientale che opera nel nostro bellissimo territorio, e in collegamento abbiamo Tonino Ladu. Buonasera Tonino, presidente del CAI Nuoro.
Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per la disponibilità. Allora, iniziamo subito con la nostra chiacchierata sulla sentieristica in Sardegna e con un particolare focus in Ogliastra. Prima però vorrei darvi alcune informazioni di servizio, che sono queste. I nostri ascoltatori ci possono seguire sintonizzandosi su queste frequenze, che sono FM 102 e 104 per la provincia Ogliastra, 100.5 Tertenia, 92 per tutto il Sarrabus. E novità delle novità, abbiamo anche una nuova frequenza che raggiunge il capoluogo Barbaricino, 88.6, trasmette da Nuoro. Abbiamo anche un canale DAB per tutto il Cagliaritano e il 10C. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono intervenire interagendo con noi, magari rivolgendo qualche domanda ai nostri ospiti, chiamando al 379 13 74 733. È un numero WhatsApp per cui potete rivolgere tranquillamente le vostre domande mandando un messaggio. C'è anche il nostro numero fisso, è lo 0782 62 25 05. Potete inoltre commentare la nostra chiacchierata sulla nostra pagina Facebook Radio Stella Tortolì. Un'altra informazione che vi devo dare riguarda il fatto che quest'anno Radio Stella è sulle indagini Radio Ter. Noi siamo presenti all'interno di questo monitoraggio, chiamiamolo così, con altre 3 radio sarde. Quindi se vi piace la nostra radio, vi piace il nostro programma, sia Nero su Bianco ma anche i programmi sportivi come Fuorigioco oppure il Stella Sport che va in onda la domenica, e se qualcuno dovesse chiamarvi chiedendo che radio seguite, radio ascoltate, potete darci una mano dicendo: io ascolto Radio Stella. E dopo queste doverose informazioni io inizierei subito con la nostra chiacchierata su questo progetto che mette a disposizione chiaramente una ingente dote finanziaria per la realizzazione della sentieristica, ma soprattutto rappresenta una sorta di volano di sviluppo, scusatemi questo termine molto abusato ma non trovo nulla di meglio in questo momento, al quale compartecipano diversi attori. Fra i principali attori di questo progetto c'è sicuramente l'agenzia Forestas. Allora, dottor Pugeto, ci racconti un attimino innanzitutto che cos'è Forestas velocemente, poi ci racconti il ruolo di Forestas all'interno di questa RES. Sì, è molto importante anche inquadrare Forestas in questa azione di sviluppo della sentieristica a livello regionale, perché è uno degli attori fondamentali. L'agenzia nasce nel 2016, il 27 aprile del 2016, con la legge 8. Sostanzialmente è lo strumento della regione per la gestione su grande scala degli ecosistemi forestali più estesi di tutta la Sardegna. Quindi abbiamo competenze sia gestionali sia sui demani forestali, che rappresentano quasi il 40% di tutta la superficie amministrata, che è pari a circa 210.000 ettari di boschi. Poi oltre il 40% sono proprietà comunali in gestione a Forestas, con convenzioni trentennali, quindicennali e decennali. E poi c'è una parte residuale, ma pur sempre molto importante, di foreste, che sono terreni sostanzialmente, che insistono su terreni che sono in occupazione temporanea originati dalla legge forestale nazionale del 1923, che ha ormai un secolo. Ora, in questo panorama noi impieghiamo in tutta la Sardegna quasi 5.000 persone, quindi una struttura grandissima che ha un amministratore unico, oggi un commissario straordinario, il dottor Caria, poi abbiamo un direttore generale, 5 servizi centrali e poi soprattutto il corpo fondamentale della gestione, cioè i servizi territoriali, che sono attualmente 7.
Quindi quello di Lanusei è chiamato insieme agli altri servizi a recitare un ruolo molto importante per quel che riguarda l'escursionistica, mi pare di capire. Sì, ora Lanusei, che è uno dei 7 servizi territoriali oggi operativi, gestisce oltre 30.000 ettari di foreste e quasi 900 persone che ci lavorano per la cura, la valorizzazione di questi boschi, e quindi vi è anche un indotto importantissimo dal punto di vista dello sviluppo economico in questi territori. Tra le varie attività vi è la sentieristica che diciamo, ha avuto un grande sviluppo a partire proprio dal 2016, quando la Giunta regionale ci ha reso destinatari di un progetto, i Sentieri di Forestas, con apposita delibera appunto, che ci ha finanziato per 2,5 milioni. Questo finanziamento era destinato innanzitutto a delle aree, a 5 aree cosiddette di rilevanza strategica. Per l'Ogliastra in particolare avevamo 2 poli importantissimi, il polo di Susercone, cosiddetto, dal nome dell'area geografica e della località più importante su cui si è innervato questo progetto, e poi la rete di interconnessione. Ecco, da lì siamo partiti e ci siamo praticamente dedicati allo sviluppo della rete sentieristica, partendo da queste aree di rilevanza strategica attraverso altre delibere di giunta che sono arrivate dal 2018 al 2020. Sappiamo quant'è la dotazione finanziaria oppure complessiva? In questo triennio, poi dal 2019 al 2022, sostanzialmente noi abbiamo stimato una spesa che ci è stata destinata per quanto riguarda Lanusei in particolare di circa 800.000 euro. Ma con questi 800.000 euro abbiamo fatto tante cose che poi dopo poi entreremo nei dettagli. Esatto. Grazie dottor Pucetto. Un altro attore molto rilevante per quel che riguarda la realizzazione di questa sentieristica è il GAL. Cos'è il GAL? Lo spieghiamo ai nostri radioascoltatori e che ruolo ha? Il GAL è un consorzio pubblico-privato con adesione volontaria. Pubblico-privato perché ne fanno parte tutti i 18 comuni dell'Ogliastra, che sono delle aree che hanno particolari necessità e rientrano all'interno dell'area Leader 2 e Leader+. Nasce nel 97 assieme a tutti questi enti locali, che sono 18, ci sono anche... Scusate, chiedo scusa, ma c'è il presidente regionale del CAI che non dovrebbe chiamare, ma appunto chiama. Scusatemi un attimo, questo è il bello della diretta. Abbiate pazienza, ho spento il telefono. Stavo dicendo, la cosa bella del GAL è che sono circa 106 soci, e in questi 106 soci la maggioranza sono privati, quindi le imprese. Ne fanno parte le associazioni di categoria, fa parte Foresta, delle banche, ne fanno parte le unioni dei comuni. La cosa molto importante del GAL è che è una sorta di ente di sviluppo del territorio. Dico sorta perché si occupa veramente di tante cose, ma lo sviluppo è quello per la quale noi ci teniamo di più a essere rappresentativi nel territorio, perché proprio questa compagine sociale ci permette veramente a 360 gradi di intercettare tutte quelle che sono le potenzialità di questo territorio, che sono veramente tantissime. È un ente la cui struttura tecnica è completamente al femminile, e non è poco, perché le donne veramente danno tanto dal punto di vista lavorativo, la cui compagine anche del CDA è a maggioranza femminile, la stessa vicepresidente, e quindi ne andiamo orgogliosi di questo, perché sono comunque donne che si sono messe veramente in discussione, sono mamme, sono imprenditrici, sono persone che assolutamente svolgono un ruolo fondamentale nel nostro territorio. Dal punto di vista tecnico poi parlerà meglio Annalisa, che rappresenta qua quello che è la struttura tecnica del nostro ente. Voi collaborate chiaramente con i comuni,
a parte il fatto che il gruppo sia rappresentato anche da imprese private, ma c'è una stretta collaborazione anche con i comuni? La collaborazione è a 360 gradi con tutti. I comuni fanno parte dell'assemblea. Io stesso, che sono sindaco di un comune, sono presidente del GAL, quindi non c'è collaborazione, c'è proprio una i comuni sinergia. sono protagonisti, fanno parte come sono protagonisti le imprese, assolutamente sì. Chiarissimo. Adesso io chiamerei in causa il presidente del CAI di Nuoro. Tonino, ci sei? Sì. Eccoci qua. Allora, prima di darti la parola vorrei chiedere alla regia, visto che ho dovuto spegnere il telefono per non ricevere telefonate, magari di girarmi qualsiasi eventuale domanda per vie traverse. Grazie alla regia. Allora, Tonino, stiamo passando ad elencare i protagonisti di questo mega progetto. Ci siete anche voi. Qual è il vostro ruolo? Chiaramente, per chi non lo sapesse, il CAI è il Club Alpino Italiano, è una realtà che opera da tantissimi anni ed è una realtà molto, molto importante e molto radicata nel nostro territorio in Sardegna, ma anche nel nostro territorio, tanto che di recente è stata costituita una sezione gemata del CAI qua in Ogliastra. Abbiamo il nostro rappresentante che è Luca Perino. Voi che ruolo vi state recitando in questo piano? Ma noi, partendo dal presupposto che comunque siamo un club, proprio il Club Alpino Italiano, anche se poi il CAI centrale è assimilato a un ente pubblico, le sezioni invece in tutto il territorio nazionale sono comunque sezioni del CAI, ma sezioni che non sono considerate pubblico, insomma, come il CAI centrale. Noi, i soci del CAI, a partire appunto da uomini, il CAI è composto da uomini e donne, tra l'altro anche in Ogliastra stanno crescendo anche numericamente. Abbiamo fatto nelle ultime escursioni, abbiamo anche contato ragazzini, bambini e bambine che sono venuti in escursione e questo ci ha veramente riempito il cuore di gioia. Oltre a questo il CAI ha comunque diverse anime, c'è anche un'anima sociale, noi pratichiamo anche la montagnoterapia, io sono stato responsabile regionale di questo settore e abbiamo portato in montagna persone diversamente abili, tra i quali anche diabetici in Ogliastra con la dottoressa Meloni. E anche questo credo che sia comunque un valore aggiunto, perché aggiunge, come dire, valore a quello che noi pratichiamo per pura passione e quindi per stare bene e conoscere la montagna, e soprattutto noi promuoviamo il rispetto della montagna. In tutto questo noi però oggi ci possiamo considerare comunque un interlocutore internazionale, perché attraverso la collaborazione con Forestas veramente stiamo svolgendo un ruolo importante, anche le interlocuzioni con le amministrazioni locali. Io da poco sono stato sia per Dasdegogu, sia a Ulassai che a Ierzu, che sono comunità, i territori sono interessati dal passaggio del Sentiero Italia, che è qualcosa che comunque in Sardegna intanto nasce in Sardegna il Sentiero Italia, parte da Santa Teresa di Gallura, attraversa la Sardegna fino a Castigliano. Scusami Tonino, ti chiederei di spiegare esattamente che cos'è il Sentiero Italia. Il Sentiero Italia è un cammino che è lungo 7.200 chilometri, appunto parte dalla Sardegna. In Sardegna risiedono ben 640 chilometri del Sentiero Italia. Il Sentiero Italia è comunque un cammino che è già frequentato. Hanno iniziato due ragazzi abruzzesi che l'hanno percorso, Michela e Lorenzo, e poi anche adesso ci sono presenze. E ovviamente noi siamo anche su questo interlocutori, perché spesso riceviamo telefonate e chiamate di persone interessate a percorrere il Sentiero Italia e noi gli forniamo informazioni, ma spesso anche, come dire, contatti fisici per guidarli e per incoraggiarli comunque a percorrere il nostro cammino. In Ogliastra c'è una tratta importante e devo dire che la collaborazione con Forestas è veramente proficua e comunque porta dei risultati, perché per esempio noi a Nuoro, ma credo che lo stiano facendo anche a Lanusei, non so se c'è il dottor Pugeddu, che saluto anche se non lo conosco, ma saluto tutti gli ospiti,
Noi col dottor Mele facciamo dei briefing mensili, spesso anche più frequenti, per fare il punto della situazione. Questo serve per mettere a punto lo stato dell'arte relativamente alla segnaletica, perché questo è importante, perché noi dobbiamo comunque rendere le nostre strade visibili. Il sentiero deve essere visibile. Spesso capita che in qualche comunità vengono comunque sequestrati, per non dire distrutte, le frecce indicatrici del percorso, però noi non ci arrendiamo, andiamo avanti, perché credo che sia una cosa da fare, perché come dicevi tu, Giusy, c'è un ritorno economico che sicuramente arriverà. E la cosa che mi ha fatto piacere è incontrare un pastore a Perdas de Bogu, che mi ha detto che lui stava attrezzando il suo ovile nell'eventualità appunto che i viandanti in transito, i camminatori, si fermassero appunto da lui a pernotare, e lui gli avrebbe anche fornito anche la cena. Ecco, io credo che questo sia comunque un ritorno. Vi parla uno che ha fatto il Cammino di Santiago e l'ho fatto tutto per ben 940 chilometri. Il ritorno economico lì c'è ed è evidente. Poi ovviamente non possiamo fare raffronti con quel modello, però io credo che bisogna intanto iniziare a ragionare anche in questi termini. Per le comunità locali io sono sicuro che ci sarà un ritorno importante, appunto Io concordo con te, tant'è che ho invitato Fulvia Adamo, che di professione fa la guida ambientale, insomma il suo lavoro, per cui magari dopo sentiremo dalla sua voce quanto è importante avere una sentieristica attrezzata, ben segnalata. Adesso torniamo invece a parlare del GAL col progetto Nord-Sud Ogliastra. Entriamo un attimino nei dettagli tecnici. Annalisa Tosci, responsabile del progetto. Come è articolato questo progetto? Allora, intanto spiego brevemente un po' come è nata l'idea appunto di un itinerario finalizzato, ovviamente un itinerario di trekking finalizzato a valorizzare soprattutto l'area montana dell'Ogliastra. Allora, l'idea è stata concepita proprio durante i tavoli di programmazione partecipativa che qualche anno fa ci ha portato alla definizione del piano di azione locale che stiamo attuando nell'ambito della programmazione appunto 2014-2020. In quel contesto abbiamo lavorato appunto con dei tavoli tecnici con gli operatori del turismo e non solo, ed è emersa una forte esigenza di lavorare per creare dei prodotti turistici legati al turismo attivo che valorizzassero appunto le aree interne, con l'obiettivo di creare anche nuove stagionalità alternative a quelle appunto del turismo balneare. Qui nasce appunto quest'idea di realizzare un itinerario di trekking che attraversasse tutta la dorsale montana dell'Ogliastra, da nord a sud, toccando ovviamente dei punti panoramici molto interessanti. O Partenza da e arrivo? Allora, noi l'abbiamo chiamato Ogliastra nord-sud, ma può essere sud-nord, nel senso che certo, ovviamente... Ma poi anche il nome che gli abbiamo dato in quel contesto ovviamente potrà essere anche, come dire, migliorato e anche finalizzato ad una maggiore promozione nel momento in cui faremo poi la parte relativa proprio alla promozione del sentiero. Allora, come abbiamo pensato di realizzarlo? Innanzitutto attraverso un finanziamento che come GAL abbiamo destinato agli enti pubblici per sistemare o comunque infrastrutturare con piccoli interventi la sentieristica. Sia per migliorare appunto la percorribilità del sentiero, ma anche per creare dei punti tappa, delle aree di sosta, quindi per facilitare ovviamente la fruizione. L'altro intervento importante invece lo faremo noi come GAL, che è quello di andare a creare la rete dei servizi che rendono maggiormente fruibile l'itinerario appunto per il visitatore, quindi e qui andremo a collaborare chiaramente con tutte le attività sia ricettive o comunque legate alla ristorazione o i servizi turistici in genere che ci sono nel territorio. Dopodiché faremo invece la parte, come ho detto prima, promozionale, quindi andremo a costruire un progetto appunto di promozione che servirà appunto a far conoscere questo itinerario. Allora, noi siamo partiti con ovviamente un'interlocuzione con l'agenzia Forestas perché
dovendo intervenire sui sentieri era ovviamente fondamentale, importante collaborare. Quindi abbiamo avviato questa collaborazione, in particolare appunto con il servizio territoriale di Lanusei, con il dottor Pugedu, che ha messo a disposizione i tecnici che ci hanno supportato sia nella stesura anche del bando, perché è stato importante in quella fase individuare dei criteri di selezione ma anche criteri di ammissibilità che orientassero i comuni nel elaborare dei progetti che in qualche modo portassero alla costruzione di sentieri, alla definizione di sentieri che potessero poi entrare a far parte della RES, cioè che avessero quei requisiti per poter entrare ed essere accatastati appunto nella RES. Siamo riusciti a fare questo, ora ci troviamo nella fase di istruttoria di questi progetti, la stiamo concludendo, nel senso che abbiamo già emesso anche dei provvedimenti di concessione, quindi come dire tra qualche settimana i comuni sono già in grado di poter avviare i lavori. La collaborazione con l'Agenzia Forestas sarà fondamentale anche nella fase esecutiva, perché alcuni comuni stanno stipulando delle convenzioni per realizzare i lavori attraverso il personale di Forestas. Una domanda, quali sono i comuni interessati? Allora, i comuni interessati sono 16 comuni dell'area GAL, sono rimasti fuori 2 comuni. Faccio l'elenco di tutti? No, questi sono tanti. Te lo risparmio. Diciamo che riusciamo comunque con questi progetti ad intervenire appunto su tutta la dorsale, diciamo, che abbiamo individuato come fondamentale appunto per realizzare poi questo progetto. Tra l'altro, nel momento in cui sono state avviate le interlocuzioni con l'agenzia, è emersa questa cosa molto importante per noi, cioè il fatto che già il servizio territoriale della Lanusei avesse tracciato un sentiero, che è il sentiero Ogliastra Unione, che per noi, come dire, rispecchiava perfettamente quella che era l'idea progettuale che avevamo, cioè un sentiero che attraversava appunto tutta la dorsale delle montagne dell'Ogliastra, quindi passando attraverso i Tacchi, il Gennargentu, il Supramonte. Quindi, come dire, quella è stata rappresentato la base sulla quale poi andare a costruire tutta la rete dei sentieri, anche di raccordo tra i comuni, perché poi il risultato fondamentale è anche creare un collegamento tra questa dorsale e i comuni, perché ovviamente percorrere questo sentiero richiede poi anche la necessità poi di individuare dei momenti di tappa per il pernottamento, che quindi inevitabilmente avviene appunto nelle strutture ricettive presenti nei comuni. Chiarissimo, chiarissimo. Adesso passiamo invece ad analizzare una figura molto importante che sicuramente guarda a questo progetto con interesse, che è quello della guida ambientale. Fulvia Adamo di Lanusei, ma tornata in patria di recente. Nel tuo lavoro quanto è importante un'infrastrutturazione di questo genere? Da 1 a 100, 99, nel senso che per noi guida, parlo a nome di tutti i miei colleghi, certo. Quello che stanno realizzando per noi è oro, sia da un punto di vista logistico, perché per chi non lo sapesse, una guida prima si studia l'itinerario da sola, ci permette di farlo nel minor tempo possibile. Ricordiamoci che una guida non è una brava guida solo perché non si perde, perché poi ci sono i fattori umani, ma è una brava guida se riesce a portare in sicurezza da A a B un gruppo e farlo stare bene e anche divulgare il territorio. Noi guide abbiamo proprio il ruolo di divulgare, sponsorizzare, diciamo, il territorio in maniera ecosostenibile, non usiamo mezzi a motore, ed è importantissimo quindi concentrarci su questo piuttosto che su fattori che potrebbero confonderci, come può essere la nebbia, la pioggia, alcune condizioni. Quindi avere una rete sicura e agevole, dove appunto, come diceva la signora, delle aree agevoli per fare delle soste, magari per collegare dei piccoli imprenditori, per far conoscere al gruppo il territorio anche da un punto di vista dell'agricoltura, dell'economia in generale, un turismo dell'interno. Quindi per noi avere una rete efficiente è come avere un'autostrada, un mezzo di trasporto. Ma adesso com'è la rete dei sentieri?
Allora, alcune zone sono fantastiche, devo dire. Per esempio c'è la zona di Urassai che è stracurata. Alcune zone sono ancora da curare, però so che gli sentieri sono tanti, che c'è tanto da fare. Ci sono dei progetti in atto, aspettiamo con ansia che vengano portati a termine. Noi guide poi saremo a disposizione dove serve per indicare delle criticità, eccetera. Ci mettiamo comunque a disposizione di questi progettisti, diciamo. Da un punto di vista turistico è fondamentale anche per chi va da solo, sia per la sicurezza e sia perché un turista è più invogliato a scoprire un posto che non sia il solito dove vanno tutti, ecco il turismo di massa, quello che noi non vogliamo. Quindi vedendo dei cartelli ben chiari, anche il turista stesso è più invogliato a scoprire il nostro territorio. Perfetto, grazie mille per le tue considerazioni. Prima di passare la parola a Luca Perino, do la parola alla regia per la pubblicità. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande, questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Mercoledì 8 marzo festeggia con noi la festa della donna con la peripiega. Dalle 17 piega capelli e aperitivo con musica e una piccola sorpresa per te. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 alla Nusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Siamo di nuovo in studio con i nostri ospiti a parlare di rete escursionistica della Sardegna, la RES.
Torniamo in Ogliastra, abbiamo parlato prima con Tonino Lado che è presidente del CAI di Nuoro. In Ogliastra il CAI cosa sta facendo? Allora, in Ogliastra il CAI è nato 3 anni fa ed siamo sezione Gematta del CAI Nuoro. È nato dalla passione che ci accomuna, che è la passione per la montagna. Stiamo cercando di segnalare e di rendere accessibili questi sentieri in collaborazione con Forestas, che è dimostrazione anche l'ultima escursione che abbiamo fatto a Talana. Sì, piano piano è un sogno che si sta avverando. C'è la cartellonistica verticale, ci sono le bandierine e i sentieri sono segnati in modo corretto. Stiamo già andando avanti con i lavori, ecco. Quello che stiamo cercando di fare è cercare di dare un senso poi a questi sentieri, perché abbiamo delle zone veramente molto belle e poco conosciute perché erano poco accessibili fino a poco tempo fa. Infatti da 4 anni a questa parte, io parlo per la zona che conosco, i sentieri hanno avuto un cambiamento che chi li ha percorsi 5-6 anni fa e chi li sta percorrendo oggi può raccontarvi. Ve lo posso raccontare anche io, perché prima che la sezione del CAI si impegnasse per il tracciato di questi sentieri, ripeto, in collaborazione con Forestar, per rendere questi sentieri fruibili, erano un po' messi maluccio, ecco. Hai fatto riferimento all'escursione di domenica a Talana. Che località avete toccato? Dove siete stati? Allora, a Talana siamo andati a Paolo e Mundugge, che è a valle, è una palude che comunque sia in alto, però la zona è a valle rispetto al paese. È un sentiero di circa 7 km, abbastanza impegnativo perché è in salita. Questo sentiero è stato reso molto agibile dal lavoro che è stato fatto dagli operai di Forestas, che anche la settimana prima dell'escursione si sono impegnati e hanno sistemato questo sentiero. Ci sono altri sentieri, altri tracciati che a breve vorremmo fare. Vorremmo fare Bacche Savigu. Dove si trova? Bacche Savigu è sempre a valle, vicino all'incrocio per Urzulei, per rendere un po' l'idea, che collega la strada quasi che va dalla provinciale 56 alla strada che arriva sulla vecchia strada per Villa Grande. L'altro versante, quello è la prossima. Perché questo è il versante nord, avete focalizzato l'interesse anche sul versante L'altro sud? versante l'abbiamo focalizzato per quanto riguarda la RES, il progetto che stanno portando avanti il Comune con il GAL. Stiamo cercando di ripristinare in collaborazione con l'amministrazione comunale un tratto di sentiero che è il vecchio cammino di San Giorgio. Lì siamo già stati a segnalarlo noi, a tracciarlo noi, sono già passati anche gli operai di Forestas. È un sentiero che dovrebbe collegare Villanova a Talana e poi Talana a Urzulei. Ed è questo il senso che stiamo cercando di dare ai sentieri, non sentieri segmenti dal punto A al punto B, ma sentieri collegati tra di loro, che siano sentieri che si possano effettuare in sicurezza e che siano sentieri, come ripeto, che abbiano un senso. Perfetto, grazie mille Luca Perino, presidente della sezione Gematta del CAI Ogliastra. Allora, tornerei al dottor Pugeddu. Prima di formularle una domanda che mi è arrivata via WhatsApp, volevo chiederle il progetto in Ogliastra, come è articolato? Sì. Allora, volevo intanto fare una precisazione rispetto alla sottolineatura che ha fatto il presidente del CAI Nuoro, che è importante, ritengo importante perché questo sviluppo e questa interlocuzione sia con CAI, con GAL e con tutti i comuni che operano in Ogliastra, diciamo, si è molto potenziato attraverso la consulta territoriale. Diciamo che eredito quella sottolineatura che ha fatto il presidente CAI, perché noi non solo facciamo i briefing, però facciamo soprattutto delle riunioni praticamente allargate presso la consulta territoriale, che è poi lo sportello territoriale, che è allocato attraverso l'azione che dal 2018 ha svolto la Giunta regionale, allocato presso ogni servizio territoriale. Per cui noi
abbiamo fatto molte di queste riunioni proprio con gli attori principali. Ecco perché adesso raccogliamo dei frutti veramente, insomma, positivi da questo punto di vista. E su questo aspetto, attraverso questa attività di coordinamento, e qui invece mi innesto su una sottolineatura che ha fatto l'amica del GAL. Diciamo che noi abbiamo allargato il tiro, diciamo, sostanzialmente, dalla direttrice nord-sud o sud-nord, che poi praticamente coinvolge quasi integralmente il Sentiero Italia. Noi ci siamo spostati come Forestas, d'accordo con CAI e con anche altri attori, soprattutto i comuni, dalla costa alla montagna. Quindi abbiamo fatto est-ovest. È molto interessante questo, perché questo mi consente di rispondere anche alla domanda di Giusy, cioè non solo una interconnessione col Sentiero Italia è in quella direttrice, ma l'est-ovest ha consentito di sviluppare addirittura su 6 poli che coincidono con i complessi forestali, 6 poli di sviluppo anche ortogonale. Cioè? Nei complessi forestali di sviluppo della sentieristica si intersecano e non sono dei semplici frammenti, e su questo, tra l'altro, per il grande lavoro che è stato fatto, devo essere sincero, devo assolutamente ringraziare i miei tecnici, che sono super appassionati e competenti. Giampiero Incollu, Nicola Sanna, Mauro Marongiu, Giovanna Serra, Tonina Muggianu e Andrea De Plano hanno consentito tutto questo, ovviamente con il mio indirizzo che è costante da questo punto di vista. Devo dire che sinceramente, siccome sono appassionato molto anche io, è una materia che consente anche alla gente di conoscere soprattutto gli ecosistemi forestali e di capirne l'importanza, e dal punto di vista diciamo della loro valorizzazione, ma soprattutto anche della loro tutela. Quindi abbiamo su questi 6 poli praticamente uno sviluppo chilometrico piuttosto elevato. Voglio darvi anche dei dati, poi se volete anche adesso per dire, si passa dai sentieri più meridionali sulla costa orientale, quindi Tertenia e Cardedu, 58 km, poi i tacchi meridionali hanno 93 km di sviluppo sentieristico, cioè sono cifre piuttosto importanti anche per i comuni, che non vanno trascurate assolutamente. Lo stesso sul Gennargentu di Arzana fino a Gairo abbiamo 92 km. Sul Montarbu vi era già una rete molto molto sostenuta di sentieri forestali. Qua lo sviluppo è un po' più ridotto, pari a 34 km, ma poi riprendiamo sul Gennargentu Ogliastrino, Talana e Villagrande, arriviamo quasi a 70 km, e poi Supramonte nella famosa direttrice est-ovest, quindi da Baunei a Urzulei, e poi che si innesta e si raccorda al Sentiero Italia, abbiamo oltre 100 km, 114 km, quindi un lavoro enorme che tra l'altro è perfettamente allineato anche in questo aspetto che è stato rilevato di perfetta coincidenza con il disciplinare CAI della segnaletica. Segnaletica, tra l'altro, che vi dico che è autoprodotta, tra l'altro, perché grazie alle foreste noi la parte sono in legno, immagino. Esattamente, la parte che utilizziamo la utilizziamo bene, e quindi riusciamo a creare cartellonistica e segnaletica in proprio, ma anche proprio stavo per dire, appunto, a chilometro zero abbiamo diverse falegnamerie, segherie, e quindi sinceramente siamo molto soddisfatti di questo. Certamente non si raggiungono questi risultati se non ci fosse
un'unione di questo genere. Sì, mi pare di capire che la filosofia sia proprio quella della rete. Allora, una domanda che ecco. mi è arrivata da Matteo Marteddu, che è il presidente regionale del CAI. Che saluto, che conosco molto bene. Sì, ci sta seguendo adesso in diretta, infatti era lui che mi chiamava prima, io non ho potuto rispondere, però mi ha mandato il messaggio mi fa molto piacere, via WhatsApp e dice, allora, una domanda proprio per il direttore di Forestas di Lanusei. Allora, il Consiglio regionale, dice Marteddu, sta per approvare la legge su rifugi e bivacchi, per la quale CAI e Forestas hanno lavorato assieme. La domanda poi alla fine, insomma, è semplicissima: vogliamo collaborare anche alla predisposizione del regolamento? 6 mesi di impegno comune, possiamo fare questo percorso? Chiede il presidente CAI regionale. Per parte mia sono responsabile dell'Ogliastra, è chiaro, porte aperte, assolutamente. Anzi, dirò anche che proprio stiamo lavorando sulla individuazione di bivacchi e rifugi utilizzabili nell'ambito della RES. Ovviamente il coordinamento è regionale e quindi lui stesso si interfaccia sicuramente con la nostra direzione generale che sta spingendo anche su questa linea, che è una linea veramente interessante per la valorizzazione della montagna più in senso più generale. Perfetto. Torino Ladu, ci sei ancora? Sei in collegamento con noi? Sì, sono qua. Eccoci. Allora, abbiamo parlato, ci siamo concentrati in particolar modo sull'Ogliastra, ma Ogliastra e Barbagia sono interconnesse, per utilizzare questo termine. Sul tuo versante cosa bolle in pentola per la sentieristica? Ma più o meno è analogo, l'impegno è analogo a quello che viene profuso appunto in Ogliastra. Noi stiamo adesso battendo molto anche sul discorso Tiepilora, perché attraverso anche il parco Tiepilora, perché attraverso appunto alcuni finanziamenti del CAI probabilmente riusciremo ad avere una parete, abbiamo già probabilmente un finanziamento in questo senso, che si aggiunge alle attività, perché oggi il CAI si è un po' evoluto. Il CAI è nato per fare escursionismo e alpinismo, oggi c'è cicloescursionismo, ci sono tante pratiche, si fa canoa, si fanno diverse pratiche e noi ovviamente nelle diverse sezioni abbiamo i vari gruppi specialistici, abbiamo anche nelle sezioni CAI in tutto il paese il gruppo dei seniores, che sono il gruppo delle persone, come dire, più esperte, non voglio dire altro, e che magari preferiscono fare escursioni meno impegnative da un punto di vista appunto del fisico. Lo dico io, visto che ci sono appieno in questa categoria, sono le persone, non legge con un po' più avanti. Lo sai che sei invitata e non solo da noi, anche dai tuoi... Ma le vostre, ripeto, le vostre escursioni sono sempre molto impegnative per il mio grado di allenamento e anche per l'età, per cui insomma... Esagerata! Guarda, quella di Terana è stata bellissima, un po' impegnativa da un punto di vista appunto fisico, però la gente è rientrata contenta. C'erano anche degli ospiti, perché per chi non lo sapesse, le escursioni sono classificate con dei codici. La T è un'escursione cosiddetta turistica, poi c'è la E, escursione, che a volte è impegnativa, però non è come dire classificata doppia E, dove comporta anche qualche fattore di rischio, perché si passa attraverso delle zone esposte, dei punti esposti, e quindi ci vuole molta cautela. Però anche i criteri di guida di un'escursione sono assolutamente sicuri per quanto riguarda i criteri CAI, perché vengono guidate da un direttore di escursione che è capo della colonna, e poi c'è uno che rimane al centro, e poi c'è l'ultimo che chiude. Comunque, voglio dire, si adottano dei criteri che sono in assoluta sicurezza, anche perché ovviamente i direttori di escursione hanno anche la responsabilità di chi accompagnano sotto tutti i punti di vista giuridicamente, ecco. Però noi stiamo facendo un lavoro, come diceva appunto, l'ha detto il dottor Puseggio, noi facciamo volontariato, però il fatto stesso, perché poi la segnaletica noi si utilizza quella convenzionale CAI, però è chiaro che il lavoro importante che fanno gli operai di Forestas ci ha consentito appunto
di avere a questo punto quasi la rete conclusa. Ci sono dei punti dove ancora c'è da fare parecchio, però io ho visto anche l'ultima escursione a Talana che il sentiero è bello, pulito, la segnaletica è bella visibile sia verticale che orizzontale con le bandierine. Peraltro credo che la vernice che utilizziamo noi per fare le bandierine la vendano, credo, in Sardegna solo in una rivendita ogliastrina, se non ricordo male, Cancilla può essere. Tra l'altro ho una dipendente di questa ditta fa parte anche del direttivo CAI Ogliastre ed è molto presente nelle escursioni. La salutiamo, Elisa. Salutiamo. Non ti sento, Giulia. Dico, la salutiamo, Elisa. Ciao Elisa, sicuramente ci sta seguendo. Elisa. Perfetto, grazie Tonino. Io tornerei un attimino invece al GAL. Uno, per sapere da Vitale Piri se questo spirito di collaborazione, di rete, di sinergia è importante, quanto è importante, e soprattutto se ci sono degli effetti concreti. Cioè, tu sei stato eletto alla presidenza del GAL di recente, però da buon amministratore magari ti sei reso conto del percorso che si è fatto in questi anni. Raccontami un po' anche su questo versante come sta andando la rete ogliastrina, intesa proprio anche in senso più lato. Infatti una cosa che accomuna tutti noi è la filosofia di voler collaborare. Penso che sia uno dei pochi esempi, no? Io voglio dire, mi sono occupato di una rete molto grossa che è il vecchio T-Track, dove c'era il CAI, stiamo parlando circa 20 anni fa, no? Dove veramente eravamo partiti tutti con tanto entusiasmo, ma alla fine uno dei problemi più grossi era quello manutentivo, no? Ed era una rete che faceva un po' ad anello, era circa 200 km. Abbiamo fatto tante cose, tanti sforzi del genere, e poi alla fine non si è saputo più nulla di questa rete, perché poi una delle cose fondamentali è effettivamente fare rete tra le istituzioni, tutti i protagonisti, e la manutenzione, che se non fai la manutenzione non puoi permetterti di raggiungere. Questo lo voglio diciamo esplodere a livello filosofico, che è quello che poi il GAL cerca di cercare di fare con tutti gli attori. Adesso infatti una volta che questa diciamo infrastruttura verrà creata, stiamo lavorando proprio con un progetto affinché si possa lavorare sulla destagionalizzazione del territorio. Come dicevo prima, il GAL ha come soci fondatori 18 comuni, ma spesso fa dei progetti come questo che vi dirò adesso, Ogliastra Comunità Accogliente e Sostenibile, che si occupa di tutta l'Ogliastra. Okay? Quindi di tutti i 22 comuni. Questo è fondamentale perché fare rete significa percorrere sentieri, e questi sentieri sono veramente a 360 gradi. In questo progetto, prima non ho elencato tutti, ma sono veramente tanti, c'è anche la provincia come socia del GAL, la stessa Camera di Commercio e provincia di Nuoro, intendo. Si cerca proprio di far sì che l'Ogliastra venga vissuta veramente in tutti i periodi. È sostenibile perché noi stiamo puntando troppo spesso a un turismo di massa, che è quello della stagione estiva. Invece penso che il nostro territorio e veramente le sue caratteristiche siano da assaporare nei periodi che non sono assolutamente prettamente estivi, ma anzi hanno da offrire veramente tanto in tutti gli altri, in tutto l'altro arco dell'anno. Quindi questo suo pensiero si sposa perfettamente col tuo. Ma lo pensiamo tutti, perché è fondamentale questo. Chiaro. Allora, bivacchi, soste, punti di ristoro, immagino che ci siano delle schede di produttori. Come si stanno muovendo gli imprenditori? Stanno rispondendo? Allora, in realtà noi ci troviamo ancora in questo momento nella fase più materiale di infrastrutturazione dell'itinerario. Non abbiamo ancora avviato effettivamente tutta l'attività che prevede poi la costruzione della rete, ma
Questo perché abbiamo avuto innanzitutto l'esigenza di avere la percezione esatta, quindi della fisicità di questo itinerario che andavamo a costruire, per poi conoscere anche i tempi di percorrenza, per poi andare a individuare appunto le eventuali tappe dove, in quali punti appunto si dovessero realizzare. I comuni coinvolti in questo progetto stanno lavorando a questo, o comunque in generale a rendere maggiormente fruibile il sentiero, però ora una volta conclusa questa fase, diciamo, avvieremo dei tavoli di concertazione proprio con gli operatori per garantire quella rete a servizio appunto dell'itinerario, però al momento non è ancora avviata questa attività. Sì, sono io che mi sto portando avanti. No, vorrei sapere i tempi di attuazione, sono stati contingentati, c'è una previsione? Ora, sì, in questo momento, come dicevo prima, stiamo concludendo l'istruttoria di questi progetti, perché chiaramente trattandosi di progetti che prevedono un finanziamento vanno valutati, poi tra l'altro, come ho già detto, fondamentale in questo caso il contributo sia del dottor Incollu ma anche del referente del tavolo della RES regionale, l'ingegner Saba, che ci sta supportando proprio per rendere coerenti questi progetti proprio con la RES regionale. I tempi, allora, come ho già detto, concluderemo tra breve le istruttorie e quindi i comuni potranno avviare i lavori. Nelle prossime settimane avvieranno i lavori che potranno essere, ultimati nel giro di qualche mese. Non si tratta di interventi molto invasivi. Parliamo effettivamente di piccola infrastrutturazione, quindi questa fase qua si concluderà sicuramente tra qualche mese. Noi contestualmente, ora avendo percezione del tracciato, avvieremo invece l'attività di rete di cui ho parlato prima, appunto. Chiarissimo, grazie ancora per la spiegazione, molto chiara, molto precisa ed efficace. Abbiamo in collegamento telefonico il disturbatore del primo blocco di interventi. Scherzo, chiaramente, Matteo Marteto non me ne vorrà, presidente regionale del CAI. Matteo, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, buonasera, benvenuto. Buonasera. So che magari volevi dire qualche cosa, far sentire la tua voce. Giuseppe mi ha messo alle costole, insomma, alle calcagna, uno dei suoi segugi. Volevo dire intanto che ovviamente condivido quello che ha detto già Tonino Ladu, che è il mio presidente della sezione. Voi dovete sapere che il CAI ha 150 anni, che il suo ordinamento giuridico interno è quello derivante dalla Costituzione sabauda, quindi le autorità vengono rispettate in maniera totale da noi. Quindi, detto questo, non posso che ringraziare il dottor Pugeddu, ma volevo salutare Vitale, naturalmente, Annalisa, Luca e tutti quelli che hanno partecipato alla riunione. Quello che vorrei sottolineare è proprio questo, che nel momento in cui la Regione Sarda sta definendo da qualche anno regole, comportamenti, normative sulla rete escursionistica di Sardegna, che il CAI si sente assolutamente in qualche modo vincolato a un rapporto strettissimo con l'Agenzia regionale Forestas. Non solo perché la legge appunto in qualche modo definisce i sentieri segnati con la segnaletica standard CAI, ma soprattutto perché c'è un accordo rinnovato l'anno scorso da noi CAI Sardegna, ma è CAI nazionale con Forestas, per un piano triennale di lavoro comune, insomma. Quindi con l'agenzia Forestas abbiamo questo rapporto strettissimo e ne approfitto pubblicamente per richiedere, è colpa mia insomma se non l'abbiamo ancora fatto, dottor Pugeddu, la sede del CAI Ogliastra in una delle loro sedi, che dottor Pugeddu è lui che mi invita, fatemi la domanda che vi do la sede, che così questo significa avere un luogo fisico anche di incontro molto più ristretto e più vicino, insomma. Quindi io rinnovo questa richiesta, poi Tonino Ladu la farà formalmente con Luca Perino, insomma, perché la sede del CAI possa essere anche una sede che Forestas mette a disposizione. Dopodiché si lavora
è quello che dicevo prima nella mia FAQ iniziale, che nel regolamento che si andrà, è vero che io i rapporti li tengo a livello regionale, insomma, con lo dottor Casula, che ho visto di recente, e con Alessio Sabba, con cui abbiamo un'interlocuzione nel tavolo tecnico territoriale, che è l'organismo regionale che in qualche modo fa sintesi di quello che si decide, come diceva il dottor Pucetto, nei tavoli territoriali. Ma credo che noi in questi prossimi 6 mesi, se il Consiglio regionale, come io credo, questo mese approva la legge, decideremo insieme, insomma, regole, comportamenti dei rifugi e soprattutto vivacchi mobili e fissi, come vengono definiti, che ci interesseranno tutti i territori della Sardegna. Io dico in particolare l'Ogliastra, perché l'Ogliastra, come mi dicono sempre quando facciamo le riunioni, viene presa ad esempio, adesso succedono di Veti Rosso, ma viene presa ad esempio positivo sulla scientifica in Sardegna, quindi questo è, noi ci teniamo tanto lo stesso, insomma. Ringrazio davvero tutti ringrazio te per questa trasmissione che è molto importante per me. Grazie. Ci mancherebbe altro, grazie a te per l'intervento, ci fa piacere che l'Ogliastra, insomma, sia presa come modello. Grazie Presidente. Grazie Matteo, rimani con noi perché certo. Noi continuiamo questa chiacchierata. Stiamo parlando di bivacchi, di rifugi, ma gli escursionisti, le persone, i turisti, chiamiamoli così, che si rivolgono a te, che cosa chiedono? Chiedono anche questo genere di servizi? Bivacchi, rifugi? Qual è la richiesta? Non chiedono, però quando gli si propone un'esperienza autentica come l'incontro e l'esperienza, vedere anche come si fa il formaggio con un pastore, alloggiare in un bivacco, con qualcosa di molto semplice, che oggi la gente vuole semplicità, ok? Rimane sorpresa, rimane entusiasta, mette da parte il telefono se non per fare le foto. È un'esperienza che la gente non chiede perché non sa neanche cosa voglia dire, però quando la prova ha un fortissimo impatto, diciamo. Secondo me bisogna incentivarlo. Chiaro. Esuliamo un attimino da questo aspetto prettamente tecnico, ma a te qual è la tipologia di escursionista che si rivolge alla guida ambientale? Allora, intanto la guida ambientale in generale non utilizza corde, non fa cose complicate, quindi va bene anche per te, Giusy, ecco, che è cose un po' più soft rispetto al CAI, che fa più alpinismo, cose più impegnative. Quindi è una persona anche, che è più interessata al cosa va a scoprire rispetto a un lavoro di tipo fisico. Poi questo non vuol dire che poi quelli del CAI non spieghino, non divulghino, però quando c'è un lavoro fisico intenso è difficile mantenere l'attenzione, la concentrazione per vedere o per ascoltare la storia di un territorio, ok? Quindi noi guide ambientali facciamo più divulgazione che fatica fisica, ok? E poi vogliono fare delle cose semplici ma particolari, cioè diverse dal classico percorso. Vogliono sempre scoprire qualcosa. Le persone che si rivolgono a noi guide, poi c'è la guida che approfondisce un tema piuttosto che un altro, è bello anche perché ogni guida ti può dare un aspetto diverso dello stesso territorio, lo stesso itinerario ti può raccontare 10.000 storie. Chiaro, poi dipende anche dalla sensibilità della guida, sì, su come c'è la guida più spirituale, la guida più connessa, c'è la guida che si concentra più sulla storia, più sulla natura, ok? Quindi cioè una cosa, la precondizione per avere una sentieristica attrezzata. Sì, ci si può, perché si può stare tranquilli in sicurezza e concentrarsi di più su quello che vediamo, ok? In più, questo per quanto riguarda le persone che si affidano alle guide, però ci sono anche tanti escursionisti, anche i più esperti, che comunque con una buona sentieristica sono molto più invogliati, perché spesso vengono
escursionisti, soprattutto francesi, tedeschi, vengono con i bambini, con la famiglia, che per loro è proprio una routine, e noi invece lo stiamo scoprendo adesso rispetto a loro. Avere comunque una buona segnaletica, una buona anche nomenclatura dei posti, questo si chiama così, è importante, perché il turista non è mai venuto, quindi ha bisogno di sapere, vuole sapere dov'è, cosa sta facendo, cosa sta... Entrare in sintonia. Bravissimo, entrare proprio in sintonia, perché l'escursionista è il tipo di turista che fa bene alla Sardegna, perché potrebbe farci lavorare da un punto di vista turistico tutto l'anno, quindi noi dobbiamo dargli quello che cercano. Chiarissimo. Okay? Chiarissimo. Allora, siamo arrivati al secondo blocco pubblicitario e do subito la parola alla regia per la nostra pubblicità. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Mercoledì 8 marzo festeggia con noi la festa della donna con la peripiega. Dalle 17 piega capelli e aperitivo con musica e una piccola sorpresa per te. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 alla Nusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Siamo di nuovo in diretta, stiamo parlando di RES, Rete Escursionistica della Sardegna, con i nostri ospiti. Ricordo Michele Pugedu, direttore del servizio territoriale di Forestas di Lanusei,
Vitale Piri, presidente del GAL, Luca Perino, presidente della sezione Gemmatta del CAI Ogliastra, Annalisa Tosci, responsabile del progetto Ogliastra Nord-Sud, e Fulvia Adamo, guida ambientale, e in collegamento Tonino Lado, presidente del CAI Nuorese. Allora, torniamo un attimino in Ogliastra, fra i tanti sentieri che attraversano il nostro bellissimo territorio, ce ne potrebbe essere uno molto molto interessante, e lo dico perché ho avuto modo un attimino di frequentare quelle località ed è rimasto una sorta di sogno nel cassetto. Mi riferisco, Luca, al percorso che si snoda attorno al lago di Villanova Strisaili. A che punto è? Per ora è a un punto fermo, possiamo dire, è un bellissimo sentiero, quello è un sentiero nuovo che non è tracciato da nessuna parte, che non è percorso ancora da nessun camminatore. Quella è un'idea che nasce dall'adesso vicepresidente del CAI, prima presidente, che è Giacinto Staffa, che salutiamo. Ha avuto l'intuizione e l'idea di voler fare il periplo del lago attorno al lago, appunto una pista ciclopedonabile. Sarebbe sicuramente un volano, come detto prima, per lo sviluppo del lago prima di tutto, ma anche dei comuni, e non solo, ma anche delle attività che circondano questo lago. Potrebbe far nascere interesse anche diversi, ad esempio, come ha detto prima Tonino, il CAI si occupa anche di canoa, non solo di escursionismo, si occupa di mountain bike. Quindi potrebbero nascere anche delle altre attività molto molto interessanti. Sono stati fatti dei sondaggi, era già stato fatto tutto il giro del lago da Giacinto ed altri soci del CAI per vedere un attimo il tracciato che poi sarebbe dovuto nascere. Sono chiesti anche diversi pareri agli enti, perché il lago, oltre ad essere comunale, è anche in gestione dell'Enel, e quindi si è dovuto chiedere il parere anche all'Enel, che ha dato il suo benestare. Anche Foresta si era interessata a questo progetto, però ad oggi è ancora fermo, è ancora così, quindi anche questo è un progetto da cercare da portare avanti e da spingere. Speriamo che anche con l'ausilio di Foresta riusciamo a fare qualcosa. Tu hai parlato di percorso ciclopedonabile e ne approfitto perché mi è arrivato un messaggio su WhatsApp da parte di Innocenzo Gallozza che si riferisce proprio ai ciclisti, ai bikers. Allora dice: buonasera, la WISP sta organizzando dei corsi di mountain bike per accompagnatori nei sentieri. Possiamo collaborare insieme? Assolutamente sì. A lei la parola. Dopo se devo rispondere io, l'assenso di Luca Perino. Certamente è chiaro, stiamo sempre parlando di una collaborazione interdisciplinare e finora, ma quando ho parlato di tavolo territoriale, al tavolo territoriale possono accedere tutti, è proprio questa la filosofia del tavolo territoriale, della consulta territoriale. Quindi idee di questo genere possono transitare assolutamente, anzi sono Quindi ben... possiamo dire al signor Gallozza di presentarsi al tavolo territoriale con le sue proposte? Lo sportello territoriale è aperto per ascoltare le proposte e per veicolarle nel modo giusto e nel giusto indirizzo, e anche compatibilmente con le risorse economiche che ci vengono destinate. Vi ho parlato prima, ho detto l'ordine di grandezza sul progetto triennale, che serve innanzitutto per sostenere l'impegno dei nostri operai in particolare, per l'acquisto di materiali che non sono autoprodotti, e quindi ci sono diversi oneri che comunque noi dobbiamo per forza sostenere. Quindi la programmazione, la pianificazione degli interventi è fondamentale da questo punto di vista. Magari però il discorso della mountain bike mi sprona invece a fare delle riflessioni, perché i risultati che stiamo ottenendo tutti quanti sono più che lusinghieri e sono veramente d'avanguardia per una terra montana come innanzitutto come l'Ogliastra, e che però ha questo sguardo verso il mare che
è fantastico. Ora, un problema è la fruibilità degli stessi sentieri, sia dai bikers, ma innanzitutto i sentieri sono nati in origine, anche proprio per la storia del CAI che ha più volte sottolineato anche il presidente Marteddu, sono nati per l'escursionista pedestre. Quindi ci sono delle sovrapposizioni che possono creare anche dei problemi. È meglio non nasconderli questi problemi, perché voi pensate anche una salita come al Mundugia, dove tanta gente incolonnata magari si vede scendere a tutta velocità dei bikers che per forza di cose fisicamente stanno sullo stesso sentiero. Quindi noi invece cosa stiamo facendo? Stiamo disciplinando anche quello, in fase progettuale ci stiamo lavorando. Sarebbe poi un estremo vedere anche addirittura delle moto da cross. Quindi potrebbe essere una criticità questa? Sugli stessi sentieri. No, ci dobbiamo sempre ragionare in fase progettuale proprio per evitare queste criticità. Questo è l'esame sereno che deve essere fatto, ma non per escludere nessuno. Per esempio stiamo lavorando anche per destinare una quota di sentieri ai diversamente abili, a chi ha limitazioni fisiche, per cui una percentuale dello sviluppo chilometrico è destinato anche ad altri fruitori e non solo le categorie tradizionalmente interessate. Quindi è un discorso molto importante, molto serio, che delinea la soluzione, che deve individuare delle problematiche che poi primariamente vanno individuate e poi vanno anche risolte, molto anche per certi aspetti anche coraggiosamente, perché se apparentemente possono essere viste in maniera semplice, in realtà possono nascondere delle notevoli difficoltà. Soprattutto stiamo parlando di aree montane estremamente difficili in certi contesti. Pensiamo solamente al raggiungimento per raggiungere bivacchi e rifugi, e in questo l'esperienza del CAI è decisiva. Perfetto, allora gentili ospiti, noi ci stiamo rapidamente avvicinando alla conclusione di questa trasmissione che riguarda la RES. Io direi allora di fare proprio le ultime considerazioni, quelle finali. Inizierei da Tonino Ladu. La domanda è, poi magari se Matteo Marteddu è ancora in linea potrebbe intervenire anche lui, perché questa RES è così importante? Perché è una scommessa da vincere per voi e non solo per voi? Sì, Giusy. È importante per tutta la comunità sarda e anche per le comunità territoriali. Tieni conto che la RES, la rete escursionistica sarda, è composta da 10 macro aree suddivise per aree geografiche ma anche omogenee da un punto di vista appunto del territorio. Ed è una scommessa, nel senso che questa cosa parte dal 2016 con la legge 17, però voglio dire si è evoluta con l'ultima appunto dell'ultimo decreto della giunta regionale, il numero 4 del 22 gennaio 2019, che comunque rafforza, a parte infatti è tutto affidato a Forestas. Ecco perché è importante oggi l'ente Forestas, perché appunto è un interlocutore istituzionale con la quale noi collaboriamo e i risultati arrivano chiaro pensando anche al territorio. Ma parlando del CAI, anche per le ultime cose che diceva il dottor Pugellu, il CAI è nato in Sardegna, la prima sezione CAI è nata a Cagliari nel 1927, per dire come cambiano i tempi. Il CAI è nato nel 1927 a Cagliari, ma era un club esclusivo. A capo della stessa sezione c'era un gerarca
un gerarca fascista, che ovviamente nessuno poteva fare domanda senza che fosse comunque avere la certezza di entrare a fare parte del CAI. Oggi noi ci siamo aperti, abbiamo accolto nel senso, e abbiamo diversificato appunto le attività, appunto quello che diceva il dottor Pusello. Io credo che sia importante, perché noi abbiamo portato in montagna anche ragazzi, persone con problemi mentali, e ovviamente con tutte le cautele del caso, accompagnati da psicologi, da infermieri, eccetera, eccetera. Però è chiaro che bisogna disciplinare anche questo tipo di attività. Non si può rischiare, come appunto diceva il dottor Pugellu, che ci siano degli incidenti di percorso, magari trovandoci accompagnando persone diversamente abili e incrociare dei bikers che in qualche modo potrebbero creare dei problemi. Ecco. Però io credo che appunto l'importanza della RES, legata anche al Sentiero Italia, guardate, c'è molto fermento in Sardegna. Adesso è nato il Cammino di Santa Barbara, che riguarda tutte le aree minerarie del Sulcis, però c'è gente che sta lavorando molto anche sui novenari, quindi sui cammini religiosi. Quindi è chiaro che tutto questo bisogna interconnettere, bisogna fare in modo di far interagire. Per esempio sul Sentiero Italia, io suggerisco a molti sindaci, dovete mettervi insieme, cercare di fare rete per raggiungere la grande viabilità sentieristica, cioè il Sentiero Italia, che non passa in tutti i territori, però è facilmente raggiungibile facendo appunto dei percorsi. Io penso al mio territorio, San Cosimo a Momoiada, il Monte Gonare, dove c'è appunto la chiesa della Madonna di Gonare, e tutta una serie di San Francesco di Lula, il buon Zighello, sapete di chi sto parlando, tutti gli anni lui si fa a Cagliari, anzi Cagliari Nora, e poi da Nora arriva a San Francesco di Lula. Ecco, la gente anche ha voglia di fare questo tipo di attività, e però se questa cosa cresce è chiaro che c'è un interesse anche di tipo economico per le ricadute che può comportare appunto la presenza di Io non penso ovviamente solo a noi sardi che percorriamo questi sentieri, io penso anche che sia importante appunto quello che dicevate diversi di voi, che appunto diversificare l'offerta turistica, e questa può essere una scommessa, può essere di supporto e d'ausilio soprattutto per le zone interne. Allora, guarda, Tonino, prima di dare la parola ai nostri ospiti qua in studio, che la domanda poi è la stessa, perché è così importante questa RES, Alessandro Murino da Gairo, che è il nostro, radioascoltatore, ci segue sempre, fa riferimento proprio alla diversificazione. Dice: si parla spesso di turismo in bicicletta, spesso in sostituzione di attrattori come il trenino. La mia domanda è: ma i numeri sarebbero soddisfacenti? La bicicletta, sostiene lui, potrebbe essere un'ottima esperienza extra, ma a mio parere è un turismo di nicchia. D'estate i turisti ci sono luglio e agosto, però magari va un attimino in contrapposizione con la necessità di ampliare l'offerta, appunto. È difficile vedere questa categoria di turisti, e quelli che ci sono in giro sono sicuramente degli sportivi o appassionati. Sarebbe bene studiare quel tipo di esperienze in periodi diversi dall'estate. Qui entriamo proprio nella programmazione di un'offerta turistica. Magari Vitale potresti rispondere tu come presidente del GAL. Allora, no, sicuramente non sono all'altezza di rispondere a una domanda di questo tipo, però penso che dobbiamo essere aperti. Aperti significa prima di tutto collaborare gli uni con gli altri, cioè chi decide di fare impresa non può pensare di avere il paraocchio e di pensare che da solo può fare turismo. Non esiste. Il turismo si fa assieme. Soprattutto il turista che viene qua, lo diceva benissimo prima Fulvia, cerca quello che siamo, la nostra identità, non cerca cose strane che potrebbe trovare da qualunque altra parte. Quindi dobbiamo evitare di scimmiottare gli atteggiamenti di altri territori. Noi abbiamo le nostre peculiarità, le dobbiamo mettere in risalto e ne dobbiamo essere fieri. Ma la problematica più grossa che io posso riscontrare non è tanto se c'è domanda e se riusciamo a intercettarla, quanto noi siamo in grado di collaborare gli uni con gli altri e di poter dare servizio.
Per cui la filosofia davvero deve essere una e solo una. Fare rete significa prima di tutto pensare che l'altro è assolutamente fondamentale per me. Questo è indispensabile. Se io penso che da solo posso fare turismo, stiamo sbagliando tutto. Chiarissimo. Allora, quanto è importante quindi in quest'ottica la RES? La RES è fondamentale perché ci permetterà assolutamente di collegare nel vero senso della parola il mare con la montagna, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista temporale, perché il turista ha sempre più necessità di vivere la costa, ma di vivere veramente diciamo, il nostro territorio, che non è la spiaggia, o solo la spiaggia. Chiaro. Fulvia, c'è la domanda a te? Sì, no, volevo integrare e rispondere alla domanda riguardo i mesi. I mesi proprio di agosto e luglio sono i meno indicati per fare escursionismo. Io li devo ridurre perché con le temperature degli ultimi anni, sinceramente, molti posti li ho dovuti eliminare. Quindi ho fatto escursioni a ottobre, novembre, quindi rispondo, sì, è possibile fare un turismo fuori stagione, in bicicletta ancora di più perché è più faticoso. Con le temperature estive, sinceramente, puoi stare un po' vicino ai fiumi, in posti coperti da foreste, che sono sempre, cioè insomma, l'aridità sta avanzando, diciamo, dobbiamo, invece la strada giusta è la destagionalizzazione, se è corretto il termine. La strada giusta è proprio non puntare su luglio-agosto. Luglio-agosto il suo turismo ce l'ha e come? È quello balneare, ovviamente, sì, soprattutto. Che poi c'è anche la costa, però sì, la risposta è sì a questa persona, assolutamente, è possibile. Allora, qui mi stanno subissando di messaggi, la cosa mi fa piacere perché significa che la trasmissione è seguita e quindi insomma io proseguirei e fra l'altro Gallozza dice quando ci possiamo incontrare, immagino qui sempre. Perfetto. Allora, prima di concludere la trasmissione con le risposte dei nostri ospiti che ancora non hanno risposto, c'è un interlocutore anonimo, non so chi sia, che dice, che chiede: vorrei rivolgere le seguenti domande agli ospiti. Cosa prevede la nuova programmazione della RES e in che modo assicurerà la manutenzione delle reti già esistenti? A lei, dottor Puceto. Al GAL invece chiede, si sta pensando ad una infrastruttura digitale di promozione della rete sentieristica Ogliastrina esistente, RES e no? E al CAI, insomma qui finiamo a mezzanotte, è dotato anche della capacità di pubblicare dei bandi di finanziamento rivolti ai comuni per la realizzazione di nuovi sentieri, laddove Forestas non può arrivare? Iniziamo dal GAL? Iniziamo dal GAL. Allora, intanto la domanda che insomma ci hai fatto tu, la valorizzazione l'entrare a far parte della RES, perché è importante, perché ci permette comunque di entrare in un circuito promozionale più ampio che è quello appunto regionale, ma non solo. Quindi, come dire, per noi è fondamentale. Un'altra cosa, mi volevo ricollegare a quanto ha detto il Presidente prima, volevo approfittare di questo spazio, se possibile, per annunciare delle attività che noi realizzeremo nei prossimi mesi, legate ad un progetto di cui ho parlato prima, che si chiama Ogliastra Comunità Accogliente e Sostenibile. Costruiremo le reti di operatori, lavoreremo insieme per la costruzione dei prodotti, quindi, come dire, sarà un momento attraverso il quale appunto potremo incontrare le guide turistiche del territorio e lavorare insieme alla costruzione dei prodotti. Quindi insomma ci tenevo insomma ad annunciare questa attività. Una strategia. Sì, che è una strategia che ci porterà poi a, come dire, a completare l'offerta sempre in un'ottica appunto di destagionalizzazione insomma dell'offerta turistica. Sulle risorse relative a nuovi finanziamenti per la sentieristica, al momento noi stiamo concludendo il ciclo di programmazione, per cui, come dire, ne terremo conto sicuramente per la nuova fase di programmazione che si aprirà tra breve, quindi, come dire, e in quel caso ascolteremo le istanze del territorio proprio per capire come destinare queste risorse. Allora,
Invece passiamo a Forestas. Cosa prevede la nuova programmazione della RES? In che modo assicurerà la manutenzione della rete già esistente? Sì, sono due temi molto importanti. Le avevo segnalate anche come mie conclusioni. Noi dobbiamo avere necessità e garanzie di costanza dei flussi finanziari destinati alle manutenzioni, perché in Ogliastra abbiamo realizzato nell'ultimo triennio oltre 500 km di sentieri. È ovvio che dopo la realizzazione vi è la costante manutenzione, quindi costante affiancamento delle risorse economiche non solo è auspicabile, diciamo che è fondamentale per poter continuare. Nella programmazione importantissimo, noi li abbiamo realizzati, un passaggio fondamentale è l'accatastamento, perché poi dall'accatastamento si può traguardare anche il futuro per lo sviluppo successivo. Quindi sono due passaggi fondamentali, manutenzione e accatastamento della rete esistente, che deve essere perfettamente conservata, perfettamente manutenzionata e poi viverla in prospettiva per la sua espansione laddove merita, con attenzione anche per la protezione dell'ambiente che ospita la rete sentieristica. Fatto molto importante. Chiarissimo. Allora, mentre c'è il CAI, non so se vuole rispondere Matteo Marteddu o Tonino Lado, ma anche Luca Perino. Allora, la domanda è anche abbastanza impegnativa. Allora, il nostro interlocutore chiede: il CAI è dotato anche della capacità di pubblicare dei bandi di finanziamento rivolti ai comuni per la realizzazione di nuovi sentieri laddove Forestas non può arrivare? Chi mi vuole rispondere? Ti rispondo io. Sì, il CAI è dotato di questo strumento finanziario, però non esclusivamente ai comuni, ma finanzia le sezioni. Quindi la sezione del CAI, la sezione di Nuoro, tutti i comuni che ricadono su questa sezione, soprattutto dove ricadono i tracciati e percorsi, possono beneficiare di questi finanziamenti del CAI. Abbiamo parlato domenica con Matteo di un finanziamento, di un bando che pubblicherà a breve il CAI, che riguarda le sorgenti. Quindi noi come soci CAI, come consiglio direttivo del CAI, abbiamo il compito e l'onere di andare a verificare quali sorgenti ricadono sul tracciati della RES, verificare le condizioni di queste sorgenti, se ci sono sorgenti addirittura che non sono ancora utilizzabili, segnalarle, presentare un progetto, fare un vero e proprio progetto, comunicarlo al CAI centrale, alla sede nazionale, e poi in base alle risorse qualcosa anche per queste sezioni il CAI riesce a darci. Ecco. Perfetto. Matteo Marteddu, una considerazione finale da parte tua? Mi sa... Ci sei? No, mi sa che Matteo ci ha... Giusy, posso integrare questa... Certo, ci mancherebbe altro. Certo, Tonino. Allora, il CAI funziona così. Il CAI riceve tutti gli anni un finanziamento dal Ministero. Questo finanziamento, che non è neanche una somma, insomma, è una somma abbastanza seria, importante, viene distribuita alle sezioni CAI, ma non a pioggia o comunque. Vengono distribuite queste risorse attraverso dei progetti mirati. Per esempio, noi l'anno scorso abbiamo preso un contributo importante per l'attività di montagnaterapia, ovviamente rendicontando tutte le spese sostenute e l'attività svolta. Ora, e poi ovviamente il CAI ha dei bandi, prepara dei bandi e una volta fatti i bandi, le sezioni, come diceva appunto Luca, le sezioni aderenti al CAI nazionale presentano dei progetti e possono essere finanziati. Ovviamente si fa domanda. Io sto facendo un progetto, per esempio, sulla sentieristica. Vedo, noi quest'anno anche sulla sentieristica sono stati fatti dei lavori nel comune di Ergoli, che tra l'altro fatti da un privato, e poi perché c'erano lavori importanti da fare, che poi ha sostenuto il CAI nazionale, ma paradossalmente abbiamo dovuto anticipare noi come sezione. Quindi la domanda dell'amico che appunto ha scritto, purtroppo anche volendo noi non potremo comunque
dare contributi ai comuni. Avremmo fatto molto volentieri se fosse stato possibile, perché il criterio della distribuzione delle risorse da parte del CAI centrale è appunto quello che vi ho detto, distribuisce alle sezioni attraverso dei bandi. Non ultimo quello che diceva appunto Luca, attraverso appunto un sentiero esistente come quello della RES. Perché è importante questo? Perché voglio dire, è importante che i sentieri abbiano un'identità, che vengano numerati, che vengano conosciuti e appunto vengano inseriti nel catasto della sentieristica della RES. Ecco. Quindi quello è finanziabile, ovviamente, il lavoro svolto dalla sezione. Tieni conto, Giusy, che noi facciamo, come dire, volontariato. Noi, per esempio, quando svolgiamo quel lavoro per il Sentiero Italia in collaborazione con Foresta, spesso possiamo accedere a un rimborso spese per auto quando ci spostiamo, e ci sono molti volontari CAI che stanno lavorando sodo e che si spostano abbastanza, e questo è il minimo che si possa fare, rimborsargli almeno i costi vivi. Ecco. Allora, signori, siamo giunti alla fine, abbiamo sforato anche questa volta, mi fa piacere perché significa che la discussione si è protratta perché è interessante. E prima di salutare i nostri ospiti voglio però leggere il messaggio del primo presidente della sezione CEMATA del CAI Ogliastra, che è Giacinto Staffa, che dice: come CAI Ogliastra ci siamo dati l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle nostre montagne. Per iniziare, scrive Giacinto Staffa, dovremo partire con l'ottimizzazione delle risorse che già abbiamo. Una delle proposte che presentammo a suo tempo sia ai comuni sia a Forestas fu quella di mettere a disposizione dei cittadini i parchi Forestas. È il sogno di tutte le città, scrive ancora Staffa, avere un parco cittadino. Noi abbiamo i cantieri Forestas, sono i nostri parchi cittadini. Al loro interno gli operai hanno ristrutturato vecchi ovili, riportato alla luce antiche sorgenti, creato aree picnic. Sono dei giardini. Al momento purtroppo, nonostante l'ingente spesa di denaro, sono sconosciuti ai più. Nelle piazze di Arzana, Villa Grande, Gairo, Talana non c'è un cartello che ne indichi la presenza. Mettiamoli al servizio del cittadino. E con questo auspicio chiudiamo la nostra trasmissione. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio quindi Michele Pugeldo, che è a capo del servizio territoriale di Lanusei di Forestas, ringrazio Vitale Pili, sindaco di Lini, ma oggi qua in veste di presidente del GAR. Grazie ancora. Luca Perino, presidente della sezione CEMATA del CAI Ogliastra. Grazie a te. Annalisa Toscili, responsabile del progetto Nord-Sud Ogliastra del GAL, e Fulvia Ramo, che è una guida ambientale. Ringrazio anche chi era in collegamento con noi, quindi Tonino Ladu da Nuoro. Grazie Tonino per la tua disponibilità. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione e saluto tutti. Guarda, ci puoi seguire è stata una bella serata. Ma ti ringrazio, ci puoi seguire ogni giovedì perché ormai siamo sbarcati anche a Nuoro, la frequenza è 88.6, quindi io chiaramente faccio pubblicità alla nostra emittente. Grazie anche a Matteo Martelli, non so se ci sta ancora seguendo. Io ringrazio i nostri radioascoltatori che ci seguono da settembre ormai, e ringrazio le vere colonne portanti di questa trasmissione, che sono Roberta Loi e Daniele De Murtas, rispettivamente alla regia audio e video. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, saremo in diretta da questo studio il 9 marzo per parlare di donne e pari opportunità. Mi raccomando, non mancate. Buona serata a tutti. Grazie a voi. Buona serata. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo.
non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande, questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Mercoledì 8 marzo festeggia con noi la festa della donna con la peripiega. Dalle 17 piega capelli e aperitivo con musica e una piccola sorpresa per te. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 alla Nusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92.